Terzo giorno qua a Rovigo, sempre col presidente dell'ARA della provincia, sempre con l'amico ormai Renzo. sono stato adottato da voi. Sì, anche... immagino che si arrabbieranno con noi perché avendoti sequestrato qua per 3 giorni di seguito pensa ma è un piacere. L'abbiamo già detto in altre occasioni con Renzo e altri ospiti. C'era un progetto con il governo Renzi, mi sembra, di... No, quello di Coso. Il progetto di fondere le province, di ridurle, era nel periodo di Monti. Ah, che poi dopo è andato giù e... Monti, ma purtroppo perché era una corrente di pensiero, ci fu una corrente di pensiero nazionale che decise, i giornali, i grandi giornali nazionali, e magari un giorno diremo perché, i giornaloni li chiamano. I giornaloni fecero una battaglia contro le province, ma poi si scoprì perché gran parte delle province, non la nostra, avevano quote importanti delle società autostradali e quindi non volevano che le piccole province disturbassero i grandi perché questa è la verità. Per questo è uno scoop, poi in un momento dove i concessionari delle autostrade sono nell'occhio del ciclone. Padova, Venezia, Vicenza, Verona hanno quote importanti, anche perché le autostrade sono state fatte negli anni 60 in quel modo. Comunque, la corrente di pensiero fu quella, riduciamo, siccome non si possono abolire perché sono nella Costituzione, esatto. E quindi uniamole, e ci fu una corrente di pensiero fortissima che ebbe voti anche positivi durante il governo Monti nella riduzione delle province, e noi dovevamo andare con Verona, veniva fuori la provincia di io sarei stato d'accordo. E di Verona. Tra l'altro, purtroppo Monti si è dimesso perché si è incazzato. Tra l'altro io mi ricordo benissimo che in quell'occasione Rovigo Verona, meraviglioso. Io in quell'occasione avevo fatto anche un pezzo pubblicato sulla Stampa dove andava in voga in quel periodo il fatto che avevamo istituito l'assessorato alla felicità, e quindi io mi ero già ante litteram candidato a fare il presidente di questa nuova realtà geografica che sarebbe partita dal Monte Baldo e sarebbe arrivata al delta del Po. Tant'è che io avevo detto che potremmo averla chiamata la provincia dell'amore e della felicità, magari partendo da Verona insieme a Giulietta Romeo ci saremmo fermati a Ceregnano della felicità per arrivare poi a gustare le ostriche rosa le ostriche rosa del Delta. Allora non sapevo neanche che esistevano i diritti esclusivi di pesca. Immagino che però detto, la provincia dell'amore denote, dopo ne chiamava provincia sesso, droga e rock and roll. Potrebbe essere un valore aggiunto. Io credo ancora nell'amore. Però bisogna, al professor Maggi volevo dirle, pensi, noi siamo il naturale prolungamento di Verona verso il mare. Senza soluzione di continuità. Senza soluzione di continuità. Sarebbe stata una provincia, esatto, dove i veronesi e i rodigini andavano d'accordo, e con i padovani che abbiamo sempre avuto un po' di tensione, con i veneziani ne considero dei poveri contadini, mentre con Verona il rapporto era paritario. Esatto. È stato veramente un peccato. Un'occasione persa. Anche se devo essere, senza colpa nostra. Anche se devo essere sincero, io quando ho detto alcuni giorni fa che ho accettato perché amo questa terra, ma l'amo sia dal punto di vista geografico ma anche dal punto di vista storico, perché mi pare alla prima uscita che ebbi a fare l'anno scorso proposi a Fratta Polesine di chiamarla provincia della libertà. A partire da lì che ha dato questo movimento di insurrezione bracciantile, la boia del botto della Vade Sora, tra l'altro che a Ceregnano, a Pezzoli, dove è nato c'è il museo, per poi arrivare a Fratta Polesine, dove con la carboneria, con Matteotti, con Badaloni, cioè voglio dire, siamo il nucleo dove è nata la libertà in Italia, per quello ho detto serve anche come rilancio provincia della libertà, anche quando ho fatto questo passaggio in un convegno era stato fatto lì a Fratta, Villa Vezzù, gli storici che erano lì, i relatori recepirono positivamente questa. Mi ricordo il convegno, c'ero anch'io, il convegno fu organizzato dall'associazione culturale La Minelliana. Sì, bravissimo. E quindi adesso, siccome mi rimane ancora un anno di tempo per
È vero che io sono un po' come Virgilio nel limbo tra coloro che sono sospesi, e io dovrei avere ancora un anno, vediamo se riusciamo a portare a termine la provincia della libertà, e già che ci siamo raggiungiamo anche della felicità. La cosa che mi ha più fatto, è stata una rasoiata al cuore, è stata quando durante le manifestazioni che hanno fatto contro di me mi hanno scritto presidente presidente della vergogna, dell'infelicità, e insomma non è pensabile a me a dire una cosa del genere. È stata una cattiveria solo. Ma Sì, dai. domanda da non tecnico: arrivano i veronesi, cosa cambierebbe? Cioè, io No, sono uno che purtroppo- auspicherebbe, no, purtroppo metti non- caso che, purtroppo non capiterà più. ma no, perché dai, corsi di cose, No, mai dire mai, ma no, metti caso che arrivassero, fossero Quando arrivati. potremmo avere una corsia privilegiata, andare a vedere l'opera, l'opera Ma lirica alla Reina? La provincia di Rovigo ha poco più di 230.000 abitanti. Adesso sono poco più di 230.000. Sì. Stiamo calando vertiginosamente. Manca una polarità troppo piccola. Quindi non è appetibile per nessuno. No, ma diventa anche una quantità di persone troppo piccola anche per intraprendere disegni anche di servizi importanti. Voglio mettere Rovigo, ora veniva a fare una città di più di 1.200.000 abitanti, è una cosa straordinaria. Speriamo che riprenda. Mi dispiace dirlo, ma è stata colpa di Monti. Ci sarebbe stata si è dimesso troppo presto, sì. e la Camera non ha. È come la non ha chiuso storia della fusione fra i comuni, dai. Cioè, io credo nelle municipalità, ma cioè, voglio dire, ho tentato anche a Ceregnano per vedere se era possibile dare corso alle fusioni, ma poi le idee camminano con le gambe degli uomini, se non ci sono gli uomini le idee non vanno avanti. Sai che oggi mi piacciono tutte queste citazioni che fate voi due, mi sento veramente ignorante? No, professore. È già Virgilio. No, posso Dimmi. ma scherzo. È perché abbiamo letto qualche libro. No, voi ve la tirate voi. No, Sì. ma che. Va bene. Detto questo, io passerei Sì. domani. Domani riprendiamo il presidente e ci facciamo un'altra bella puntatona Ma di. come? No. Lei è il professor Maggi, non può essere. Sì, honoris causa. È il professor Maggi. Ci vediamo Alla domani. vostra. Grande Arrivederci uomo. domani. A domani. Domani, arrivederci. Hasta la mañana.